ci siamo! Ci mangiamo! Benvenuti e bentornati sul canale di Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi video speciale, epico e strappalacrime, perché oggi andremo a replicare i migliori gol del nostro capitano. Lorenzo, hai fatto bene. Che no! Buongiorno con te! Allora ragazzi, oggi siamo ai Campi Marianna, vi lascio tutte le info in descrizione. Grazie per averci ospitato a registrare questo fantastico video. Non sono solo, con me c'è Chef Franco. Ciao ragazzi. No, un bacio alla Obama. Presidente del mondo, Chef Franco. Matthew 8 Ragazzi, buongiorno, buonasera, diventa chiaro per i tuoi. e Scialemù. Ciao ragazzi, forza Napoli, Osimhen è l'attaccante più forte del mondo. Non è vero. Allora ragazzi, adesso andremo appunto a vedere alcuni dei più bei gol del capitano che ci lascerà proprio quest'estate, direzione Toronto. Speriamo di riuscirli a replicare, perché vi avviso, sono tutti gol bellissimi e difficili, perché questo o sbaglia i rigori oppure ti fa dei gol spettacolari. I gol ci sbaglia sempre. A posto. Ok, chiudiamo il Siamo video. partiti. Fatti chiucare a te. Di qua. Matteo, metti su pallone qua. Non vedi loro che passa su di me. Allora, il primo gol che andremo a replicare è questo qua. Cavolo. Bel gol. Bellissimo. Ve lo faccio rivedere, ecco qua. Passaggio, lui anticipa con questo tocco il difensore. Il portiere si deve buttare come ha fatto Il portiere ovviamente si deve buttare. Vabbè. Guanti alla mano e si butti, per piacere. Allora ragazzi, quindi questo qui lo andrò a replicare io. Spero di riuscirci e spero di poter esultare con il cuore per il mio capitano. Io sarò il difensore scarso dell'Udinese che non ha capito manco cazzo, cioè nel senso Però non malo non fu scemo, malo. No, deve essere più forte. Più forte. Ok. Un tocchettino. Bravo. Poi più forte. Così in mezzo. No, può andare più forte. No, perché è difficile, se magari lo vuole fare. Oh! C'eravamo. Perché Chef Franco con me proprio veramente incredibile. Però ha detto che dopo mi offre un bel pranzo, vabbè. Onesto. Non ci credo. Lorenzo, resti sempre nel mio cuore. Voglio, io sono il difensore, non ho capito un cazzo di quello che ha fatto, incredibile. Perfetto ragazzi, il portiere mi ha confermato che ho fatto un bel tiro. Fatemi sapere qui sotto se vi è piaciuta questa esecuzione. Andiamo dentro. Vai, esecuzione per un Col tiranno. secondo. Questo pure è bello, Fa vedere? Questo che è? Contro la Juve. Allora, il Sì. secondo è questo qua. Allora, passaggio, centrocampo, di tacco Zielinski. Fatto su gol il capitano. Nell'angolo alla destra. Questo pure è difficile, ci provo, vai. Lo fa Sciale e il fai il passaggio tacco. di tacco lo faccio io. Io davanti a te, tu fai il tacco e il sciale da te. A posto, andiamo. Vai. Allora ragazzi, Sciale adesso proverà ad emulare questo gol molto Difficile. bello e anche molto difficile. Molto difficile. Però cambiamo. Venendo venga mai di Victor. Ah. No. Fai un montaggio qui, ci fai la scritta. A Parma che sto portiere. Aspetta, ce la passi perché tu. Ci sei? Vamos. Un po' di tacco per il Insigne. Palla per Zielu di tacco. Insigne! Lorenzo! Victor Insigne! Napoli sempre nel mio cuore. Grande capitano! Mix napolitano. Grande! Ucafo. No! Allora, questo qua Matteo, già te lo dico, è complicatissimo. Napoli-Cagliari 3-2, 21 aprile 2013. Insigne, te lo faccio rivedere. È difficilissimo. Vai, Matteo, vai. Ad Anita un'oretta di in un'oretta penso che ce l'hai sta fare. Devi fare anche l'esultanza così. Ah, ci risulta come in un bazzuto? Sì, e io sarò un mazzaro. Vabbè, allora. Si può fare, proviamoci. Ok, vado a venire uno spasmo tipo questo. Difficilissimo, Matteo, siamo nelle tue mani. Lorenzo, ci siamo? Ci siamo, Insigne un po' più alto insomma, ma è la prospettiva, non credete. Però me lo ricordavo diversamente, pure i capelli. Prima che la televisione che un po' rimbicciolisce. Ok. Insigne 1,90 m. Allora, Insigne sull'out di sinistra. Siamo nei minuti conclusivi di questo Napoli. Segniamo, Parte Insigne, il difensore.
Ah così, non era. Mi hai fatto vedere tu video, cioè dai, certo puoi farmi vedere così pure. No, questo era un tiro di me. Sì, però anche questo ci fa. Allora ancora Insigne sull'out di sinistro, ne scarta uno il difensore. Penso entro domani ce la facciamo. Entro domani ce la facciamo. Domani ce la famo. Ma te, arduo compito ti ho dato. Ma perché so che sei il più forte. Allora ci riprova Matteo, ho detto anche Lorenzo Insigne, ne scarta il difensore, tiro, gol. Ha fatto un grande gol. Però Non è lui. l'incrocio. Dovresti secondo me alzartela in qualche modo, perché quella è alta la palla. Vai. Parte lui. Come raga a Toronto, come ne fottono Napoli, vamos! Grande, Ce l'abbiamo fatta! ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, anche questo video termina qui. Abbiamo cercato in qualsiasi modo di replicare le più belle giocate, i più bei gol di Lorenzo Insigne che ci mancherà, tranne una persona. Te lo puoi dire. No! Un breve pensiero su Insigne. Ma voglio sapere una cosa, no? Ma esiste il calcio a Toronto? Stanno meno 30 a dirlo. Guarda allora, cazzo a sto quadro, È giusto? Allora io lo dico, Lorenzo Insigne Torna da noi. farà un anno a Toronto e tornerà al Napoli. L'hai detto? Clippate. Ma Io se- invece la butto lì. Fa un anno a Toronto e va alla Juve. L'hai detto? Fondi di mercato, va alla Juve. Cazzo. Invece fa un anno da Toronto Fa un anno a Toronto E per i torna capelli Matteo. Proprio senza bandiere. No? e invece io dico fa un anno a Toronto e non viene più convocato in nazionale. Questo è più realistico. Ma questo sì. Perfetto ragazzi, ci siamo Però divertiti. oggi posso dire una cosa. Il giocatore che si è cattato Napoli Paraschelia. è più forte di questo. E chi L'ha sa? detto, l'ha detto. L'ha detto! Ragazzi, Clippate, chiude il clippate. video. Giova, chiude il video! Ho messo Vediamo qua. chiudi giù! Ragazzi, iscrivetevi a tutti i canali che vi lascio in descrizione. Ci siamo divertiti e forza Napoli sempre. Sempre, vai giù, vamos, vamos!